E quindi porgo per me e per lui il saluto di benvenuto in questo luogo, con la speranza che cose di questo genere in futuro si possano fare sempre più spesso, perché l'autorevolezza della platea, ma degli eventi di questo genere, portano sicuramente lustro ad una struttura così importante come quella del Circolo Ufficiale di Napoli. Io voglio dire alcune cose, poche, perché non sono peraltro un buon oratore, però insomma mi concentro, cerco di essere conciso. Questa serata è stata organizzata da due nomi importanti, due nomi interessanti del palcoscenico culturale napoletano. Il professore Aldo De Gioia, e la scrittrice Anna Aita, di cui mi pregio di essere stato colui che l'ha voluta fra gli iscritti di questa struttura. Quindi oltre al bell'evento che ci presenta questa sera, perché la presentazione del suo libro, ho l'orgoglio di dire che è anche una nostra iscritta, una nostra utente, e questo chiaramente ci inorgoglisce. La scrittrice Anna Aita è giornalista di vaglia, ha scritto una antologia di vita formata da uno spirito romantico e da una ricchezza espressiva da non consentire riserve nell'ambizioso piano di una raffinata e completa storia. La concezione dello spettacolo che ne consegue, che verrà, non si propone di mettere in scena una singola vicenda, né una serie di scene, ma di dare un ritratto completo e affettuoso del protagonista. E che protagonista? Aldo De Gioia. E anche il ritratto di una città degna di analisi per fondere insieme la realtà e la storia. Tanto è stata l'abilità della nostra amica Anna. Aldo De Gioia è un personaggio di particolare comunicabilità col pubblico, è stato in teatro, ha collaborato con grandi nomi di cui sicuramente ha acquisito esperienza, ha rubato mestiere e di cui porta un ricordo ovviamente indelebile. E come potrebbe essere diversamente? Peraltro
c'è una cosa importante, che il professor De Gioia ha anche un trascorso genetico di questo genere, perché il papà del professore Aldo De Gioia era uno scenografo, quindi ancora di più la cosa è sentita. Quindi è figlio d'arte. De Gioia è un professore e, come tutti sanno, storia, filosofia e materie letterarie diventano uno dei personaggi più importanti della cultura napoletana. De Gioia, questo è il mio personalissimo pensiero, non è un professore, Aldo è il professore. Tanto si è potuto concretizzare dopo il suo lungo successo autentico, spontaneo. Non è mai venuto meno nei lunghi anni della sua attività, mai, sempre presente, sempre coerente. Il suo impegno, l'anima di artista, il cuore buono, hanno ideato uno spettacolo dove le azioni sceniche si fondono in un incomparabile quadro che sicuramente ci porterà nell'entusiasmo. Io dico una cosa semplice, con questa racchiudo tutto. Aldo caro, grazie di esistere. Benvenuti a tutti e buon divertimento. Aggiungo un'ultima cosa, questo giovanotto è solo 4 mesi più grande del mio papà. Figlia piglia. Allora, diamo inizio allo spettacolo di ed è proprio il caso di dire su il sipario.
ancora sera? Certamente il mio abbigliamento vi stupirà, direte ma come mai? È la serata della presentazione di un libro e Anahita si presenta in abito da sera. Perché questa sera, è vero, si presenta un libro, ma un libro molto importante, non certamente perché l'ho scritto io, assolutamente no, ma perché il protagonista del libro è un personaggio importante, lo storico per eccellenza, il figlio prediletto della nostra Napoli, l'amante della Napoli che ha fatto tante cose per la città e soprattutto ha elargito la sua conoscenza a tutti i napoletani. Dunque avrete già capito che sto parlando di Aldo De Gioia, il grande Aldo De Gioia, l'illustre, io devo dire tutti gli aggettivi che mi sono preparati, l'incredibile, l'irripetibile, l'insostituibile, l'ineguagliabile Aldo De Gioia. Ora e dal momento che Aldo De Gioia e il teatro vanno a braccetto, questa sera, signore e signori, noi siamo a teatro. Vi auguriamo una bellissima serata, vi dimostreremo di essere appunto in una sala di teatro. Buon divertimento. Secco
Abbiamo ascoltato questo pezzo molto bello. Adesso andiamo avanti con il nostro spettacolo e c'è una sorpresa, una grande sorpresa. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera il fratello di un grande eroe, il fratello di Salvo D'Acquisto. Adesso ecco la novità. Abbiamo scritto una canzone per Salvo D'Acquisto. Molti anni fa io scrissi una poesia che piacque molto, bontà del pubblico, ma è piaciuta ancor più a un amico carissimo, Luigi Caputo, che l'ha voluta musicale. Ascoltiamo questa bella canzone in onore di un grande eroe. Buonasera. Guaglione d'Antignano, carabiniere, era graduato vice brigadiere, acquisto Salvatore, anima ardente, è stato salvatore di tanta gente, è stato salvatore di tanta gente. Ha vinto Salvaia del Tampate, a Palidoro murette fucilate. Ha vinto Salvaia del Tampate, a Palidoro murette fucilate. Ma non c'è dicendo certamente, sicuro muore salvo a chi è innocente, sicuro muore salvo chi è innocente. E noi dicemmo dopo tant'anni che non si muore, no, non morirai. L'esempio che ha citato è fuori passare, rumare in tuo cuore tutta gente. A Santa Chiara sempre sta la luce, non poterla sotto quella croce. A piccio fuoco, a piccio, è stato troppo grande Salvatore. A Santa Chiara sempre sta la luce, non poterla sotto quella croce. A piccio fuoco, a piccio cuore, è stato troppo grande Salvatore. Guaglione d'Antignano, carabiniere, era graduato vice brigadiere, acquisto Salvatore, anima ardente, è stato salvatore di tanta gente, è stato salvatore di tanta gente.
adesso la volta della professoressa Imma Serpe, che dirà qualcosa di me e di Annaita. Già acceso? Buonasera. Grazie, non bisogno. Ti stai annoiando? Tuffati in uno scritto di Annaita. Ti sentirai vivo. Ti attanaglia la solitudine? Immergiti in un libro di Annaita. Ti farà buona compagnia. Hai bisogno di sognare? Vola tra le pagine di un romanzo di Annaita. Ti sentirai sollevato dalla terra. Vuoi emozionarti? Bene, divora le poesie di Annaita. Il tuo corpo sarà percorso da forti vibrazioni. Voi tutti avete bisogno, avete sete di conoscenza? Bene, leggete le monografie di Annaita. Allargheranno i vostri orizzonti. Ed oggi, qui riuniti, ne abbiamo l'occasione, perché viene presentata l'ultima creatura di Annaita, che è proprio una monografia, il cui protagonista è niente po' di meno che Aldo De Gioia. Sì, Aldo De Gioia. Una vita intensa, densa di eventi e ricca di riconoscimenti, spesa nell'interesse appassionato per la storia e la filosofia, per la poesia e la magia, per il teatro e la canzone. Sì, Aldo De Gioia, una mente vivace, curiosa e attenta, e di tradurre, è capace anche di assorbire come spugna e di tradurre in emozioni i più svariati aspetti dello scibile umano. Ho bisogno del suo consenso, signora, grazie. Ancora Aldo De Gioia, certo, un animo delicato e passionale, sensibile e generoso, che cattura l'attenzione, l'affetto, l'amicizia e la stima di quanti lo conoscono e lo frequentano, dispensando loro a piene mani la gioia del sapere. Certo, scrivere e descrivere, raccontare e commentare una vita come quello di Aldo De Gioia non è cosa semplice. Una penna poco esperta e poco abile sarebbe caduta nella fredda cronaca degli eventi e probabilmente ne sarebbe scaturito uno scritto scontato e noioso. No, invece no, tutt'altro. La nostra scrittrice Annaita ha colorato con tutti i colori dell'arcobaleno ogni circostanza, ogni conquista, ogni cura, ogni paura, ogni traguardo di Aldo De Gioia, trasformandoli in profonde emozioni e forti vibrazioni, suscitando nel lettore il piacere, la gioia e la goduria della lettura. Da qui la forte partecipazione emotiva del lettore, tanto da sentirsi come il protagonista. Sì, bambino curioso della realtà circostante, ragazzo determinato a superare anche i morsi della fame, studente appassionato della cultura, giovane innamorato dell'amore e uomo filosofo e storico, narratore e poeta. Insomma, durante e dopo la lettura di questo gioiello narrativo ci si sente più ricchi dentro. A te Aldo, scusami se mi ripeto, anzi se ripeto una cosa già detta, ma non posso farne a meno. Grazie di esistere Aldo. E a te Anna,
Grazie di avercelo magicamente raccontato. Scusate. Io devo ringraziare un po' tutti voi, perché stasera veramente mi avete portata ai cieli. Ma io non mi sono mai sentito così grande, sono uno come tanti. Ringrazio la vostra bontà nei miei confronti, quella degli amici, quella di un'amica carissima come Anna e come tante che sono venute stasera. Ma mi auguro di andare sempre avanti finché Dio vorrà e soprattutto di andare avanti per la nostra Napoli, che bisogna dare una mano a portarla un poco più su. Intanto Anna mi vuole dire una cosa, che io non so di che si tratti. È vero, che cosa volevi dire? Io vorrei che si accomodasse qui Alessandro, fratello di Salvo d'Acquisto, per offrire una targa in ricordo, una pergamena. E vorrei leggere la motivazione. Al grande ed immortale Salvo d'Acquisto, incommensurabile eroe che onora l'Italia nel mondo. Sono impreparato, però sento il dovere di ringraziare sia il professor Aldo, permettete di chiamarlo l'amico Aldo, e tutti voi, e di scusarmi se io andrò via, ma la colpa non è mia, è di Aldo, che mi ha invitato soltanto 2 giorni fa ed io già ero impegnato, però come è stato detto non potevo non venire, sia perché per l'amicizia che ci unisce, sia perché lui ha composto una bellissima poesia e abbiamo sentito anche che è stata musicata. Quindi ringrazio, chiedo scusa se andrò via tra poco perché ero già impegnato e in questi giorni sono impegnatissimo. Mio fratello mi fa correre a destra e a sinistra e questo qui sarà incorniciata a ricordo di questa bellissima cosa. Tanti auguri ad Aldo, speriamo di rivederci ancora per tante, soprattutto perché lui onora Napoli. Grazie. Andiamo avanti con lo spettacolo e vorrei dire qualche parola per Annaita. Chi è Annaita? Scrittrice valorosa e l'ha dimostrato in diverso tempo. Come ci siamo conosciuti? In questo campo, a furia di incontri, di girovagare, quindi di appuntamenti culturali, si conoscono tutti quanti. Chi fa cultura è tutto un giro che vive insieme in effetti. Ma io ho conosciuto Annaita quando ebbi il piacere di fare parte dell'Accademia d'Europa e quindi facevo parte della giuria. Poi ci fu un concorso e lo vinse questa signora a pieni voti, che fu molto applaudita e fu la prima volta che la incontrai. Ci incontrammo poi in diversi salotti culturali e diventammo amici. Lei mi regalò alcuni suoi libri che io lessi attentamente e pensavo, questa signora veramente è brava. E allora, siccome stavo scrivendo un libro che poi ha avuto successo, intitolato Frammenti di Napoli, le chiesi di scrivere la prefazione, quindi, e
tra un libro e un altro, una prefazione e un altro, sono passati degli anni, siamo diventati molto amici, abbiamo fatto molti spettacoli insieme, sempre a carattere culturale, talché io penso, e sono sicuro di questo, che il modo di scrivere di Anna-Ita è diverso, nel senso che c'è un narrare visibile. Questa è una cosa per me importante. Se voi pensate che io ho scritto col mio professore all'Università di Salerno il narrare visibile di tutti gli scrittori dell'Ottocento, ma logicamente bisognava poi arrivare a Napoli, che ne abbiamo avuti di scrittori visibili. Anche il povero Mastriani, che è stato sempre napoletano, mi ha detto scarpasata tutte quante, e invece no, Mastriani è uno di quelli che narra in maniera visibile. Roberto Bracco, che è caduto nel dimenticatoio, è un grande scrittore visibile, basti pensare a opere eccezionali come Sperdute nel buio, per esempio, Non fare ad altri, Maschere, Il piccolo santo. È un patrimonio questo. Ebbene, secondo me questo patrimonio resta a Napoli, e resta perché lo porta avanti Anna-Aita. E allora ho scritto queste poche parole che tu conserverai tra i tanti ricordi che hai di tante persone che ti hanno scritto. Ho scritto pure io. Anna-Ita riesce a dare un'anima a tutto quello che ritrae, come dimostrano particolarmente alcuni suoi libri, Andando verso, Sul filo della memoria, Il coraggio dell'amore, Don Giustino, una delle sue ultime opere che è stata bellissima, molto applaudita. C'è qualcosa di così puro, di così immediatamente compreso e sofferto, di così vicino alla migliore essenza umana, che nessuno può velarne il candore. C'è un sentimento che non deriva da astrazioni, bensì dalla umanità stessa che lei si presenta sotto infiniti aspetti, nella gioia e nel dolore, dove appare tutta la spiritualità dell'anima piena di speranza e di conforto. Il suo spirito leale e trasparente e nobile, come lo spirito di un fanciullo che si riversa sul lettore come una melodia. La vivacità d'ingegno, la rettitudine dei principi e del giudizio, la nota delicata dell'animo poetico danno la possibilità di ammirarla e di stimare il suo nome. Adesso passo la parola a Gianni Maiello. E c'è anche un'altra piccola sorpresa. C'è una targa per Anna-Ita che l'amico carissimo Raffaele Sasso, che è il presidente di una grande associazione napoletana, ha avuto il piacere di portarla stasera per regalarla ad Anna. Vi ringrazio. Non uso le parole che abbiamo sentito da Aldo dedicate ad Anna, perché non sono bravo come lui, logicamente. Però alla neo cavaliere della Repubblica, da poco infinito, dedico con affetto questa targa all'esimia e carissima giornalista Anna-Ita, il nostro encomio per aver celebrato degnamente con i suoi scritti la vita del grande Aldo De Giorgi.
Gianni Mariella. Hanno lasciato anche a me il piacere di dire qualcosa sull'anno. Probabilmente può darsi che io corro il rischio di ripetere anche qualche cosa, ma credo che comunque sia giusto ripeterla. Perché Anna è talmente brava che non si può non parlare. Ha matrici native e sorgenti artistiche personali che dimostrano l'inconfondibilità della sua arte con un itinerario poetico tutto suo. Un modo, in altre parole, nato improprio. Pochi come lei sanno dare un linguaggio artistico, come ella ha dato nei suoi scritti. Col suo itinerario poetico e narrativo si è fatta indagatrice di alcuni tra i problemi più attuali della vita contemporanea. Su diverse prospettive svolge la sua opera insieme ad una stimolante presenza come operatrice culturale. Prove evidenti sono le tante monografie con le quali evidenzia le qualità nascoste di scrittori attuali, dando una larga misura della sua esuberante vitalità intellettuale. Al di là dei risultati specifici delle singole opere, la sua narrativa si privilegia per la straordinaria varietà e novità espressiva, attraverso un linguaggio in cui occorrono parole e forme colte, rielaborate nelle più raffinate combinazioni di uno svolgimento sorprendente per originalità e modernità. Un linguaggio che riflette una fondamentale condizione intellettuale di indipendenza, di anticonformismo, di libertà. Infatti, Il coraggio dell'amore, scritto da Anna Ita, è un libro verità sulla condizione sanitaria in Italia che ha segnato l'inizio di una diversa, più impegnativa e matura stagione narrativa, contraddistinta da una diversa esigenza di approfondimento e da un più sapiente e largo controllo del linguaggio, da una lucida e più inquieta disposizione a flusso della memoria e l'assiduo trascorrere e sovrapporsi di tempo, come appare nei due romanzi, La lettera smarrita, tratta dai ricordi di Aldo Del Gioia, soprattutto nella Lunga notte, in collaborazione con lo stesso autore, dove appaiono ricordi del mondo dell'infanzia, di apparenze e di improvvise rivelazioni del mistero che diventa sottofondo della realtà. Inoltre bisogna ricordare anche il romanzo Don Giustino, col quale la scrittrice approda più sicure e mature prove. Anna Ita è una scrittrice napoletana che conserva vivo e tenace l'amore per la sua città natale, offrendone un'analisi inquieta, appassionata e talvolta amara e dolorosa. Un'immagine viva e realistica dei problemi e delle condizioni di vita della sua gente. Adesso passeremo alla canzone. Si dà il caso che tra le tante cose che io ho fatto e mi sono interessato, ho fatto parte della commissione toponomastica del Comune di Napoli come titolo onorifico, come storico. E molti anni fa mettemmo nella ferrovia Piazza Garibaldi una sirena con una fontanina vicino, però io ci feci aggiungere una lapide che ricordasse pure Libero Bovio, perché Libero Bovio ha scritto una canzone che voi conoscete: "O treno se va ancora in tassazione quando aggiuntissi le prime mandorine". Stranamente da qualche tempo hanno spostato la sirena e è sparita la lapide. E io mi auguro di poterla fare mettere al più presto, però rimane la sirena come simbolo di Napoli che ricorda pure altri tempi. È il caso quindi di dire tempo belle una volta, e questa canzone di Califano e Valente l'ascolteremo adesso cantata da Marcella Cavaliere.
Adesso ancora qualche parola per me sarà spesa dal caro amico Gianni Maiello. Il mio compito è sempre più arduo, andiamo sempre più in salita, insomma. Ci siamo incontrati questa sera per presentare la biografia di Aldo De Gioia, preparata con cura e abnegazione dalla scrittrice Anna Ita, che fortemente ha voluto che si conoscesse l'impegno, l'oblietà, l'amore per la cultura da parte di un personaggio che molto ha dato, specie alla sua città natale. Dare in questo caso prende il significato di immolarsi totalmente a costo di mettere a dura prova la propria salute. Per 60 anni Aldo De Gioia ha portato avanti un discorso poggiato su un costante e serio impegno morale, una profonda sensibilità sociale, un acuto senso della realtà, un'assidua disposizione a tradurre nell'arte temi e problemi attuali, facendosi interprete e testimone delle più profonde esigenze di rinnovamento morale e sociale, senza venir mai meno al culto dei valori formali della tradizione. Non rimane estraneo agli ideali e ai temi della nostra cultura. Infatti, quegli ideali, quelle istanze, egli accoglie e rielabora nella sua coscienza, nelle forme congeniali della sua educazione classica. Fin dal suo primo apparire ha suscitato interesse e ammirazione, specie per le sue acutissime diagnosi della situazione storico-culturale del suo tempo, insieme ad una lucida professione di fede intesa come importante missione. Molte persone si affacciano alla vita culturale della società contemporanea, in un panorama letterario contraddistinto dalle più diverse esperienze innovatrici. Molti cercano la novità ad ogni costo, secondo il loro punto di vista, per dire cose diverse, aprire nuovi spiragli di luce e nuovi orizzonti. Da molti anni si parla di cose nuove perché l'evoluzione del tempo ha portato novità aumentate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli scritti del dopoguerra offrono una testimonianza palese di nuove dimensioni della loro responsabilità nel mondo contemporaneo. Inoltre vanno aggiunti problemi derivanti dal progresso economico e dalla decadenza dei valori che si riflettono nella vita intellettuale, sui modi e sulle forme dell'attività culturale, nonché sulla condizione stessa dei valori letterari in relazione alle sollecitazioni e alle esigenze della realtà. Nei primi anni del dopoguerra si intuisce l'esigenza di promuovere una letteratura volta a cimentarsi con le cose della realtà contemporanea. Protagonisti furono Vittorini, Bernari, Pratolini, Scotellaro, Fortini, Moravia, Alfonso Gatto, Max Vairo e Arturo Fratta. Si cercarono così altre strade e nel giro di 70 anni arriviamo ai nostri giorni con romanzi, saggi e poesie. In questo contesto incontriamo Aldo De Gioia e Anna Ita, la quale trascrive i momenti della ricerca del nostro autore, filtrata attraverso una personalissima e lucida coscienza critica, rielaborata in una soluzione del tutto originale. Anche nel campo poetico, dove gli scritti di Aldo De Gioia risultano interessanti per la lucida e controllata vivacità e per l'indagine appassionata sulle radici più profonde dell'arte, della creatività e dell'impegno stilistico, dove domina il sentimento del rapido fluire delle cose della vita. In tal maniera Aldo De Gioia per molti anni è stato interprete in diversi istituti di alta cultura, dall'Università degli Studi di Salerno all'Humaniter di Napoli, dove è noto come scrittore e professore, procedendo sempre il suo cammino con passione e disciplina fino ad essere consultato alla Università di New York, appena da poco chiamato ad Addis Abeba in Africa orientale, come titolare di cattedra all'università nella facoltà di letteratura italiana, ma che purtroppo non ha potuto accettare per sopraggiunti problemi di salute che ne hanno sconsigliato il suo trasferimento, per fortuna nostra.
Io veramente mi commuovete, non ho parole per dire grazie, sono veramente contento, mi fa piacere di questa serata. Io sono venuto qua perlomeno una quindicina di volte a fare serate, ti ricordi Anna? Quante volte? Ma questa è vero colonnello, questa è la più bella, perché è un'osmosi continua con il pubblico, quindi è un afflato, una gioia, che mi chiama di gioia, togliamola a te. Allora ho pensato, tra canzoni varie, ma si parla sempre di cose moderne ad ogni costo. Andiamo a vedere un poco anche nel passato. Vi ricordate l'operetta? L'operetta è molto bella. L'operetta è lirica, quindi è tra l'opera vera e propria e poi c'è anche la facoltà di diventare quasi una canzone con le sue romanze. La vogliamo ascoltare? Sì! È vero? Perché l'operetta è bella! Allora, ecco le nostre cantanti liriche. Queste signore provengono direttamente da San Carlo, quindi hanno molti anni di esperienza e sono andate in scena in molte opere con grandi maestri, quindi abbiamo una grande esperienza da parte loro. La vedova allegra. Cielo brotavo,
grandi piume, camminine, scarpettine, frangine, e la folla coi nasini, noi fiutiamo l'avvento. Signore, le signorine, le seghe parigine, su a doppio, Adesso dal pubblico vorrei sentire qualcosa, perché ci sono vari personaggi che sono venuti stasera. Sappiamo tutti quanti ormai che io da tanti anni faccio il teatro, faccio la storia della filosofia. Questa volta voglio fare la filosofia della storia, che è molto importante. È la filosofia della storia mia in questo caso. Allora non può mancare l'Humaniter, che sicuramente conoscete, è una grande piccola università dove io insegno storia di Napoli e ho avuto il piacere e l'onore stasera di avere la mia direttrice, la signora Maria Luisa Zaccaro, con la signora Marina Mirolli. Vi voglio vicine perché un pezzo della mia vita sta nella vostra scuola, nel vostro istituto, che è stato portato avanti veramente con grande esperienza da questa signora. Sono emozionata, s'accomodi, prego. Rimango in piedi perché mi piace parlare sempre in piedi, non so perché ci riesco meglio. È stato detto tutto del professor Del Gioia, che ha avuto il grande piacere, fortuna, non so come chiamarla, è stato un insieme di cose per cui lui è arrivato alla nostra fondazione 15 anni fa, quasi circa 15 anni fa. Non è da tutti poi poterlo incontrare, è stato un puro caso presentato da un nostro iscritto. Il suo successo è stato enorme, subito, e la sua persona è venuta poi man mano ampliandosi come fiore all'occhiello dei nostri docenti. I nostri docenti sono tutti volontari
e come si dona Aldo De Gioia, è difficile che si donino altri docenti. Di lui è stato detto tutto stasera, è stato detto quello che è, storico, filosofo, ci unisce la storia del pensiero, perché anche io ho studiato filosofia. È stato detto tutto, storico, quindi poeta, scrittore, tutto è stato detto, come letterato, come tutto è stato detto. Io vorrei soltanto dirvi due parole della persona Aldo De Gioia. Non è facile che si coniughino nella vita le due cose, trovare un grande personaggio e una bella persona. Non è facile. Noi ci sentivamo prima un po' più spesso, io ora ho lasciato la direzione dell'Umaniter in mani più giovani, perché così è la vita ha varie stagioni. La mia stagione è andata avanti, avevo altre cose da fare che non si coniugavano bene più col mio impegno costante nella Fondazione Umaniter, che ho portato a Napoli ed è diventata la fondazione che è conosciuta da tutti. E quindi il professor De Gioia non lo vedo più spesso, però le telefonate, i colloqui con lui mi hanno sempre fatto scoprire una persona meravigliosamente semplice, generosa, gioiosa, lo rivela il suo viso e il suo sorriso. È una persona che si dona agli altri attraverso la cultura, ma attraverso il suo animo, il suo cuore. La signora Ita la ringrazio tanto, la dottoressa Ita, che ho avuto il piacere di conoscere stasera, ma l'aveva già sentita altre volte. Io non vengo da famiglia napoletana, quindi un po' l'anima di Napoli, sono nata a Napoli, però l'anima di Napoli è nel mio cuore. Però non sono così dentro a questa città che mi affascina e che fa dire tempo bella una volta lo diciamo tutti arrivati a una certa età, però anche la persona che ha scritto la canzone lo dice e rimpiange. Il rimpianto è giusto, però noi per questa città dobbiamo fare tanto, noi cittadini dobbiamo fare tanto, diamoci da fare. Il mio è solo un brevissimo ricordo, proprio diamoci da fare per questa città, e la sua generosità è anche quella di dare la sua memoria, la sua storia, quello che lui sa, che è tantissimo. Io questo ho detto a lui, hanno scritto della sua vita, ma io invito lui a scrivere di Napoli, ha una memoria vivida, precisa, di tante cose, ascoltarle è un piacere, e la sua generosità è proprio quella che dà anche ai giovani, alle giovani generazioni. Questo, il mio è solo questo, un pensiero. Sono 2 anni che insieme ricordiamo le 4 giornate, dedicando questi incontri ai ragazzi delle scuole, che secondo me sono loro che bisogna crescere nel modo giusto e sempre nella memoria e nel ricordo di quello che è stato della nostra storia, e in questo la sua generosità è fantastica, il suo apporto è meraviglioso. Spero di riuscire a fare tante altre cose con lui, con i ragazzi delle scuole, solo questo. Grazie. Allora, chiedo scusa se intervengo così brutalmente, poiché credo di aver capito che il testimone dell'Umaniter è passato alla mia amica, che ci siamo incontrati anche in altre occasioni, però non ricordo il nome, Marina. Volevo dire che dovrebbero essere presenti alcuni alunni dell'università
che hanno voluto dedicare ad Aldo De Gioia una targa ricordo. Io adesso credo che la persona più indicata possa essere Marina a consegnarla, anche se non so dove sono distribuiti o se sono presenti. Allora, questa è la targa che hanno dedicato gli alunni di De Gioia. Lei la leggerà e logicamente testimonierà come scuola, come università, questo passaggio, questa testimonianza per Aldo De Gioia. Al mitico storico professor Aldo De Gioia, con tutto l'affetto e la stima più grande dai suoi alunni dell'università, Simona Vitiello, Giuseppe Ferracciano, Alberto e Francesco Merenga. Allora, abbiamo parlato, c'è stato qualche cenno alle 4 giornate e stasera abbiamo qualche personaggio importante di quelle grandi giornate di Napoli, anche se furono terribili e piene di sangue. Questa sera sono venuti 2 signori, fratello e sorella, che sono i figli di una grande eroina di Napoli, delle 4 giornate, Maddalena Cerasuolo, che salvò Napoli e c'è una targa anche per loro, Raffaele. Quando la storia diventa poesia, ad esimio dottor Gennaro Morgese, a ricordo della sua cara mamma, Maddalena Cerasuolo, eroina e grande artefice delle 4 giornate che salvarono Napoli dalla oppressione nazista. Adesso invece torniamo alle cose napoletane. Napoletane già ci siamo in effetti, però napoletane di canzoni, chitarra e mandolino. Abbiamo in effetti 2 amici, Gianni Pignalosa e Franco Manuele, che se sentiranno... Sì, ecco, continua tu allora. Allora i maestri Manuele e Pignalosa ci faranno ascoltare il canzoniere Brancaccio dei cantori di Zi Teresa.
Grazie allora. Sì, sì. Va bene. Autiamo la tarantella. Ritorna Annaita, che racconterà brevemente com'è che le venne in mente di scrivere la mia biografia. Anna. Ok, leggo invece di parlare a braccio, se ce la capiamo prima. Anni fa mi fu chiesta da un noto letterato italiano del nostro sud, fondatore di un'accademia e di un giornale letterario, la scrittura di una monografia. La feci. Poco dopo un altro letterato di Roma mi fece la stessa richiesta e io promessi. Però poi ebbi un ripensamento. C'è un altro personaggio ben più importante nella nostra città che merita una monografia. Non ha famiglia, se non tanti suoi amici e fans, dunque non ha moglie, non ha figli, non ha eredi, che possono ricordarla ai posteri. Anche se tracce indelebili di lui sono un po' dovunque. A Calvello c'è il famoso Museo della Canzone Napoletana, a Napoli la Mostra della Canzone Napoletana, tanto per citare qualche esempio. Ma di lui esistono testimonianze tangibili anche in terre lontane, come nel Museo dei soldati italiani che hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale, ad El Alamein in America e così via. Una monografia, però, pensavo, sarebbe diventata qualcosa di personale, sarebbe entrata nelle più importanti biblioteche cittadine, con possibilità di visione da parte di chiunque, un'eredità dunque destinata indistintamente a tutti. Coccolai questa idea al punto di volermene occupare da sola e fargli nel successivo Natale la sorpresa di un libro confezionato e impacchettato.
Telefonai al letterato romano spiegando, scusandomi e chiedendo una proroga al mio impegno. In questo tempo e di modo di riflettere, per quanto bellissima l'idea di una sorpresa, essa sarebbe potuta sfociare in una delusione per il protagonista. Sarebbero potuti mancare momenti importanti, foto, documenti che io non avevo. Decisi di parlargliene e dar qui una pubblicazione in la quale spero non manchi proprio nulla. A questo punto, per darvi l'idea del libro, vi leggerò soltanto proprio l'introduzione, l'inizio del libro. Quando in un freddo giorno di dicembre Elena dà alla luce il suo figlioletto Aldo, vive nella casa di un fabbricato costruito da tempo immemore nel centro antico di Napoli, tra strade intrise di storia, dove anche le pietre respirano il passato e incastonati in vetusti edifici fanno capolino colonne, basamenti, capitelli di epoche remote. Tali e tanti reperti non possono non stimolare il desiderio di conoscenza della storia della nostra città. Così accade alla madre del nostro protagonista, che ne è rimasta avvinta e dunque incapace a calpestare indifferente tratti brevi e consunti di pavimentazione secolare o ad osservare reperti di un lontano passato senza sentirsi investita da un sentimento di reverenziale rispetto e sete di conoscenza. Un luogo, il centro storico, in cui ad ogni passo si incontrano presenze, personaggi e accadimenti che hanno fatto grande la nostra città e che sono all'origine di una popolazione particolare che, oltre ad essere stata influenzata da dominazioni straniere, è vissuta tra miti, leggende, credenze, è sempre capace di esibire una filosofia spicciola, atta ad affrontare le problematiche quotidiane della sopravvivenza. Elena, leggiadra figura femminile, esile e sognatrice, conosce a memoria le strade di Napoli, le ama e le vive, così come le vicende del popolo napoletano. Ne conosce tante di storie romantiche o simpatiche, accendono la sua fantasia di donna rimasta vedova troppo presto, troppo sola, tra sogni svaniti. Una vicenda come quella di Maria d'Avalos, per citarne almeno una storia appassionata e terribile che al ricordo le fa tremare i polsi. Penso di fermarmi qua, altrimenti si diventa un po' noioso e andiamo avanti con la serata. Torniamo alla canzone con un grande chitarrista che in questi anni si è esibito in molte parti d'Italia ma anche all'estero. Tant'è vero che ha fatto spettacoli con Julio Iglesias, poi con Peppino Di Capri e tanti altri. Sto parlando di Enrico Mosiello.
piacere vedervi, piacere di vedervi, grazie al colonnello che ci ha ospitati, grazie anche al professor Del Gioia che mi vuole bene e altrettanto io ricambio, lo dico sempre ogni volta che ho il piacere di incontrarvi. Mis recuerdos van conmigo cuando quiero y sin querer, y no pienses que me olvido de mi tierra alguna vez, y es el mar que llevo dentro, aquel mar de mi vida, que aún me estás doliendo, como duele lo que quieres y no lo puedes tener, como duele lo que quieres y no lo puedes tener. Che se Maria, che freddo, sa già che sto segno sull'altare tutta la notte, sapessi che male fa, ora il cuore sul cuore, me lo dà ancora, voglio abbracciare. Giacca rossa io sei, quante cose fa ricordare, mai una volta mi scrivi, giacca rossa io sei.
strafina sul caso da cambiare, faccio un'iraniana che sai Spagna la sa giù, se la faccia conosciuta con un amore. E mi fai stucchire, non vai niente mentale, la galassa che corre, cacciatore dopo di me, si da busca sta si può sparare guaglio, si agguaglia sparare. Spagna la sai giù, faccia conosciuta con l'amore. Lasciatemi dedicare questa canzone ad Annaida e ad Aldo De Gioia.
Torniamo alla canzone popolare e lampadine elettriche di Capaldo. Se la farà ascoltare Antonietta Puglia, accompagnata al piano da una grande pianista, la Polescaia. il nonno della signora Anna Ita, da parte della mamma, compose questa bella canzone, una canzone nuova, per me nuova, per noi, però è già cantata tante volte. Allora, Serena Marichiara, si chiama Serena Marichiara. Tutte serene vanno una a cant'amore dinte farcatello a mare chiara quando ridano
Allora, scusate che la scaletta ha subito molte variazioni, nel senso che alcuni scalini. Comunque colgo l'occasione che mi è doveroso ringraziare tutto lo staff, a cominciare da Aldo De Gioia, di cui mi onore della sua amicizia, Annaita, amico Maiello, nonché tutti i presenti. Ringrazio il colonnello per l'ospitalità che ha voluto dare ha dato lustro a questa manifestazione. Ora, io solitamente, per l'amicizia che mi lega ad Aldo, gli chiedo, perché mi offre sempre delle emozioni, ormai lo conosco da parecchi anni, io gli chiedo, a nome di tutti voi, se ci può dedicare una delle sue poesie. E logicamente io ho sovvertito un pochettino forse la scaletta, avrei preferito che lui chiudeva questa serata con questa poesia, però io gliela chiedo prima, perché in modo tale che non ci perdiamo il gusto di sentirlo in quella che è la sua poesia, una delle sue poesie dedicate a Napoli, Terra Nova, terra mia, terra Nova. Grazie. Accontentiamo allora il desiderio di Raffaele. Intanto abbiamo preparato questa pergamena per lui, per l'attività, l'impegno e l'abnegazione che l'associazione socioculturale La Voce del Quartiere svolge da anni senza alcun interesse per gli abitanti del quartiere. Con affetto mio, anche per te. E allora abbiamo detto di Napoli, c'è ancora un altro taglio e questa volta sarà Annaita, come sempre, che la dedicherà. Al sincero e carissimo amico Gianni Maiello, figlio della nostra città e di lei esperto conoscitore, associazione socio-culturale La Voce del Quartiere, oggi presenta questo libro, il presidente Raffaele Sassi. Io lo sapevo già, ho chiesto io ad Anna di consegnare. No, così mi hanno l'occasione di darle un bacio. Grazie. Allora, questa poesia che ho scritto molti anni fa per Napoli, intitolata appunto Terra mia. Capitò che andai sui Camaldoli e detti un'occhiata sulla città, è uno dei posti più alti, e dissi: che peccato, una città così bella, che sicuramente è la più bella città del mondo, eppure succedono tante cose. Guarda come distrutta la mia casa, dimmi dove si trova la mia sposa, tu non rispondi e piangi insieme a me. Un incontro, un ricordo, una conferenza e i giorni più belli ritornano. È stata appunto una conferenza, in un tempo molto vicino,
ad emozionarlo e a farlo sentire bambino trebbino. È successo il 2 ottobre del 2012, quando è stato invitato per una lezione sulle 4 giornate, proprio nella scuola che lo aveva visto fanciullo, tra banchi ormai desueti dipinti di nero, con il grembiulino blu e il fiocco tricolore, l'istituto Frebeliano. Aldo De Gioia era già emozionato al pensiero di rivedere quell'ambiente, di entrare ancora nell'aula nella quale aveva vissuto tanti giorni bambini, all'idea di sentirsi ribombare tra quelle mura, nel suo cuore e nella sua mente, la voce tante volte sognata della carissima maestra Maria Vetrano. Arrivederci bambini, chissà se ci rivedremo ancora. Un moto di commozione gli stringe la gola al ricordo di quelle parole e di quelle terribili ore in cui ella li salutò stringendoli tutti nel caldo cerchio del suo abbraccio. Erano tremendi giorni della seconda guerra mondiale e finalmente il grande momento arriva. Aldo si avvia verso l'istituto, il cuore gli frulla nel petto come tanti anni fa, come fosse il suo primo giorno di scuola. L'ingresso nel portone ed ecco il giardino. È uguale, pensa Aldo, ma meno fiorito. Forse manca qualche petalo della sua fanciullezza, forse il tempo ne ha scolorito i toni, forse è soltanto la sua fantasia che ha perso qualche sfumatura. Viene accolto, acclamato, ma in quanto all'aula la struttura è cambiata e non gli riesce di rinvenirla. Ma qualcosa di importante arriva fra le sue mani tremanti. Il diario di classe dell'anno 1942. Gli occhi scorrono le pagine con un fremito nelle pupille. Legge l'elenco dei nomi ripetuti ogni mattina nell'appello. Catalano Franco, De Rico Franco, De Falco Paolo, De Gioia Aldo. L'emozione è visibile nei suoi occhi, nelle sue mani, nei movimenti inceppati. Certamente oggi la signorina Maria non è più in vita, come sarebbe stato bello poterla rivedere. È l'ora della conferenza, bisogna ricomporsi. Aldo prende posto dietro la scrivania, accompagnato dalla giovane preside e dall'assessore presentatrice dell'incontro. Spetta a quest'ultima iniziare ed ella lo fa con grande rispetto e commozione. Parla del tempo di allora, della guerra, dei terribili tedeschi invasori, del loro istituto in quegli anni lontani e accenna ad una poesia scritta dal relatore, versi che parlano proprio della loro scuola. I ragazzini ascoltano attenti, una poesia sulla loro scuola. Vogliono ascoltarla, subito. Aldo e l'assessore si consultano. Va bene. La conferenza inizierà con la declamazione della poesia e Aldo comincia. Sono versi che ha recitato tante volte, sempre con la stessa commozione, ma qui la voce ha qualcosa di più. Il tono è vibrante, quasi tremante. Allora, andai là per commemorare le 4 giornate e declamai questa poesia mia. I guaglioni numero 43. Salita a Stella, all'angolo di Furia, c'è sta una scuola chiamata Frebeliana, una scuola elementare, è la scuola mia, una folle gente, quanta paglione che corrono, che parlano, che ridono. Chi è piccerilla, la mamma l'accompagna, oppure o padre, lo porterà da scuola. Daranno un bacio, una raccomandazione e se ne va. Sta scena l'ho già vista un'altra volta, tanti anni fa, quando ero piccerino, in questa scuola e cadeva la classe al terzo piano. Signorina Maria, voi siete stata la signorina mia, ricordate? E siamo al quarto banco, annanzi a me tenevano un taglione che a Turilla. L'ata non mi rammenta più, solo insieme le facce da grambione con il fiocco tricolore, ma a voi vi avete ancora comandone. Una volta che Benetta era in incursione, voi ci resiste per correre per i gravi e se voleva la faccia era la paura.
Fuiette guaglione, e io con loro. Era mio guaglione numero 43, guaglione soldato, che mo portammo lentamente sul ricordo amaro e malamente. Signorina Maria, perché l'infanzia nostra è stata triste? Che là s'ha da cogliere come una fiore di campo, profumata. Questo sole non l'hanno mai pigliato e se ne chiude per mezzo all'incursione. Che raffiche di mitraglia, che bomba, con cannone. Ah così, assai minuti. Zitto, zitto, zitto. Signorina Maria, io mi ricordo voi e pensa a quella. Intanto qualcuno sta spingendo e guarda torno. Sto piangendo. Quanta passione chiagnano, quanta passione chiagnano. Guagliù, quanta passione. Dall'operetta La Pericole a Quel Dîner, che poi io penso che il francese lo sappiate tutti. Avete capito cosa ha detto? Non avete capito niente. Non so accorta l'espressione di quel signore. Va bene, poche parole perché non vi voglio trattenere troppo. Allora, dice: ah, che cena che ho appena fatto! E che vino straordinario! Ne ho bevuto tanto, ma tanto, e sono sicura di essere un brilla. Ma zitti, zitti! Non bisogna dirlo. Se mentre cammino a zig-zag i miei pensieri sono un po' vaghi e il mio sguardo è opaco, non bisogna stupirne, perché sono un po' brilla. Ma mi raccomando, zitti! Zitti! Non bisogna dirlo. Bravo.
tempo fa a parlare col colonnello Grasso, non ci conoscevamo. Dopo un'ora che parlavamo diventavamo amici e oggi posso dire amici carissimi. Così cominciamo a parlare di tante cose di teatro e a me venne l'idea di stendere subito il copione, di preparare la scaletta. Ci consultammo con gli amici e è venuto fuori questo spettacolo. Non so se vi sta piacendo o no. Abbiamo parlato del colonnello, parliamo di militari, di soldati e teniamo presente una cosa, che specialmente nella seconda guerra mondiale ci fu una canzone molto bella che fu cantata da tedeschi, italiani, inglesi, francesi, Lili Marlene, e ce la farà ascoltare Marcella Cavaliere. In proposito dello spettacolo di stasera, vai Folgorino, che tu sei il comandante della famiglia. Grazie Aldo, troppo onore veramente. Sono il presidente della sezione variolisti di Napoli, cerco di esserne degno di questa cosa, ma non troppi onori, insomma. Che cosa dico? Lo spettacolo è qualcosa di bellissimo, però si fa sempre più difficile dire qualcosa per Aldo, perché il meglio è stato detto, però io quello che invidio in Aldo è praticamente l'umiltà che ha Aldo, che è qualche cosa che è innata in lui, e quindi è difficile da imitare perché è una cosa che si tiene dentro, e quindi Aldo io lo definisco è un'ombra
arriva come un'ombra in punta di piedi e va via in punta di piedi, e dopo noi ci accorgiamo che praticamente abbiamo visto il sole, perché ci resta qualcosa nel cuore che veramente ci fa soltanto emozione. Grazie. Questa cosa ho paura di uscire fuori tempo, però per noi sarebbe una grande gioia che tu reclamassi la facciamo? La facciamo. Pensate che io sono anche spiritualmente un paracadutista, sono un paracadutista senza lanci, però i lanci miei li ho fatti tutti quanti quando recito la poesia El Alamein, una poesia che ormai conta 22 anni di età e che improvvisamente una sera, mentre mi trovavo verso il porto, ebbi l'impressione di vedere delle navi di altri tempi e tanti soldati in divisa grigio-verde. Andai a casa e scrissi questa poesia. Partette un'usurdata la mattina, pure tant'anni fa nasce il tuo sogno. Era d'estate, foresta marina, surdate in mare, terra e d'aviazione, venettere per la strada della stazione. Appresso allora mamma correvano, sora, mogliere, innamorate, tutte piangevano. Suonavano le sirene rindo porto, rennava che partevano per la guerra, torpediniere, caccia, incrociatura e quante abbracci, lacrime, preghiere. Era una festa in coppa a sta banchina, partettero soltate la mattina. Ma state tutte quante sotto terra, e l'Alamein e un'orma come goccia. Stanno sacraria e in coppa una bandiera, mi sono deserta cameretta a croce, ma siete sempre vive, dentro cuore. Chi mi aspettava non mi può scordare. Faglione che teneva 20 anni, siete faglione per l'eternità. Artettero soldata la mattina, chi la soldata era papà. Canta Enrico e tu cantaste per musica.
t'affacciaste tant'era nostalgia e da rimane mossa un respiro e con Napoli solo rintallucchia la scelta dietro un sospiro che si scorda sta voce incantatora assai chiudere con certe viola case spanne ancora suoni ma vivo e tinto cuore e sentivo pericolo e per strada mai scordato ricogliere ancora la vicenda canta Enrico della musica tutto il mondo canta si fa morire tutto viene il mare passione che non viene mestiere non viene che interpreta la famosa macchietta Arisa di Berardo Canta la Messa. Accompagna al piano Natalia Forestaia. Mamma mia, che risate! Mamma mia, che risate! È meglio che ridiamo un poco! Sono nata, l'uvizia non s'assaia, nulla già persa mai, vado dove lui perché mi sembra piaciuta di stare in allegria, io la malinconia, non sai che roba di tutte le ride che ci posso fare, non vado morto si sto sbagliando. Si una chiagna, si stonga disperata, si non ha già mangiata, ride senza pensare, ma pare caro tenna, ogni niente passa, c'è sera che è spassa, che a lei che si può stare, sarà una fetta rossa che stucca, oh dai che non mi posso chiudere, diceva che tutti li facendo facevi sedere e così voglio fare chi sto di fetta mia un mangia lo sapete insieme con me le dita che bene farà le dita io
Soprattutto di fughe continue per lasciare l'abitazione e venire nei ricoveri. Proprio in questo ricovero venivo con la mia famiglia. Non pensare, era una corsa continua. Guai a cadere, c'era il pericolo di una caduta generale. Infatti nell'incursione del 22 febbraio del 1943 in questo ricovero morirono 72 persone. Bombardamenti che si susseguivano in continuazione. Quindi finimmo per vivere più nel ricovero che nelle nostre case, una quantità di situazioni, non c'erano bellezze, non c'erano generi alimentari, non c'era acqua, quindi paure in continuazione. In quest'estate ho assistito a scene drammatiche. Innanzitutto i bambini si aggrappavano ai vestiti delle mamme. La mamma dava la mano a uno, ma chi ne teneva 2, 3, 4 figli era un problema. Allora si sentiva Gianni, mamma, non sapete, pastori. Era un richiamo continuo di questi bambini che gridavano, che piangevano. Stato di adulto, tu non hai fama, possiamo c'è non dai figli, a questo giocare si finì per lui cantare più a Napoli, capirete, se non cantare a Napoli è una cosa importante, è una cosa grave, vuol dire che il momento è supremo. No, e allora immediatamente però uscì una strofetta che tutti quanti ripetevano, non si è mai saputo chi sia stato l'autore, che diceva così: passa sempre a Mario Quadri, scoppiana dentro questo, mo, mannaggia chi del morto, questa storia da finire. Caduta, tagliare l'infanto
Tu figlia carnale di sta città, l'ho fatta per chi che non sanno, era da vita, senza trasparire. E non mi è mai pensato di fermare. A dove si sta andando con mano presa per parlare in Napoli, pure notte di nave in Mediterraneo. È scritto tanti libri, poesie, è scritto per giornate, e parla di fatti e personaggi che hanno fatto la storia di questa città. E ne fate sempre che la passione casualmente non si trova. Da tanti libri scritti di Baldone, capolavoro con persone e storie, avvenimenti e tanti personaggi, i Luterani, Crispi, Settembrini, Caruccio, un Lourdes Maria Napoli, e non si scordate mai i mastriani. Un uomo che tanta gente non sa manca chi ha fatto. Ma e tutte cose che per tanti anni hanno fatto la storia di questa città, è uno che è stato triste assai, uno parla molto di cose, come finisse una spina di un po', la seconda guerra mondiale. Tanto che il tragico evento che ha lavorato la vita a tanta gente che ha fatto un lavoro teatrale, quando a Napoli cadevano le bombe, e le buttate in giro un po' più scene per far vedere chi tanto non ci scrive. È scritta la poesia umana, un soldato sparato un niente guerra, un un po' più grave dell'università. Diverse stampate un po' a lapide, un faccio umido, fino a posti in Napoli, ci scippano ancora lacrime la gente che sta leggendo. È scritta la poesia e l'Alameina, una pagina di storia. Ognuno con 43 ricorda assai i migliaia di soldati che aspettano il fronte e non sono più tornati. Un altro capolavoro che quando leggi tu fai battere forte un cuore e ti sente. Mi ricordate un caro figlio, un grande eroe, un martiro, salvo da Cristo, medaglia d'oro e orgoglio di questa città. E nei pochi più invitando quando per salvare la vita all'altra, un resto fucilato. E mi sono commosso pure quando hai parlato che la guaglione che ha fatto tanti anni, con l'anima nobile che piena, che ha morto di nuovo. La ricorda ancora, bello come lo sole, bruna, lui ce l'ha. Si chiamava Edith, 20 febbraio 43, e Dina se ne 18 anni. Chi l'anno la primavera si era anticipato, già stava per l'aria a solo l'espresso con l'umano. Si sentivano parlare di canzoni che all'epoca cantavano Bonino e Rattagliano, Lasciami vicina, tornerà. Ma fu un giorno tragico di 20 febbraio 43. Perché Dina con braccia a sola piccerella, scanti di bomba che cadevano dallo cielo, qui è fuori poco e non tornare mai più. Napoli, strada, storia e mistero. In delle pagine di Stato Libero è scritto cose di tanto tempo fa, che la ieri e pure l'altro ieri, insomma professore. E sto paese niente del mistero, non c'è sta strada che non sai parlare fretta per fretta. Si può avere figli carnali in questa città, e la storia di Napoli nessuno meglio di ne può parlare. Perché questo professore, senza manchi rispetto a chi da prima e dopo te hanno scritto e raccontato, è perché le canzoni di 60 anni, tu sacrifici amore a tuo paese, lo voglio dire. La vera voce di Napoli, sì tu!
le parole per saper dimostrare. Grazie, grazie a tutti voi. Viva l'arte! Adesso ascoltiamo un'altra poesia, questa volta è Annaita, che declamerà i suoi versi, che sono bellissimi. Soltanto una carezza. Soltanto una carezza. Non chiedetemi quanti anni ho. Non chiedetemi quante primavere, quanti inverni hanno graffiato la mia pelle, plasmato il mio cuore, forgiato la mente. Non ho età, sono ormai senza tempo, un sogno, un rimpianto, una chimera, sono un fiore sguarcito che lentamente appassisce. E sullo stelo rugoso di questa rosa, dove gli anni hanno corroso le spine, lasciate, vi prego, una carezza. Dobbiamo vedere continuamente, a me donate 40 anni. E io mi auguro che fra 40 anni tutti insieme al colonnello, dobbiamo festeggiare qua, tutti questi anni. Comunque ti regala questo, Anna, lo meriti. Sono piccole parole di ringraziamento per quello che ha fatto per me questa signora, che ha scritto un grande libro. Non avrei meritato tanto, né da lei, né da lui, né da voi. Siete stati tutti bravi con me, grazie. Madonna, anche il colonnello è stato bravo, perché volle la mia poesia è la Romaine, scritta con la mia grafia, con una penna stilografica di quei tempi lontani, pensate. Grazie, colonnello. Ad Anna dico questo: lo spettacolo che abbiamo rappresentato è nato dalla tua volontà di scrivere un libro per me, sulla mia esistenza sempre difficile. La risacca di questo mare tempestoso che è la vita mia si placa nella luce che mi hai irradiato. Ti ringrazio vivamente e aggiungo che a mio avviso spesso hai toccato il vertice della dolcezza. Ne è uscita fuori una trama salda e vigorosa, come unità di stile, di stupenda evocazione, di un mondo e di una storia intimamente connaturati dopo tanti travagli. Nel nostro libro ho ritrovato la mia natura di artista e le mie facoltà creative. Sono contento che la chiara visione dei problemi che in esso è racchiuso e delle possibilità espressive che hai presentato, specie nei miei rapporti con Napoli, riassunti in maniera rilevante. Ti auguro ogni bene, con la certezza che tu possa raggiungere altri importanti traguardi. Che sarà cantata da un giovane grande tenore che è uscito dalla nostra scuola, Gennaro Guerra. Per favore, cortesemente, è questione di qualche minuto ancora. Come avete sentito,
è quello che stiamo per dire. Certamente tutto quello che è già stato fatto speriamo che vi sia piaciuto, ma ci daremo in maniera eccezionale. Vi prego, ascoltate attentamente la voce di questo signore. Canterà Chi tuo paese lo so.
Or the shake of the